Signore e signori, vi presento un nuovo sindaco di Conegliano. Investitura direttamente dal presidente del Veneto Luca Zaia per Piero Garbellotto, candidato sindaco di Lega, Fratelli d'Italia e di Una Civica per Conegliano. E qui sta l'altra grande novità di oggi. E abbiamo iniziato questo nostro percorso qui a Conegliano mettendo insieme le anime di centro. Infatti io oggi parlo a nome della lista Libertà Civica, ma parlo anche a nome dei popolari di Zambon, perché insieme abbiamo messo questo... Un applauso che sottolinea l'importanza dell'appoggio politico, segnali di ulteriore indebolimento di Fabio Chies, ex sindaco e candidato per Forza Italia. Che gli attriti tra i due non siano solo politici lo sottolinea lo stesso Piero Garbellotto durante il suo intervento. Sono nato e cresciuto a Conegliano, in una Conegliano che aveva sicuramente un volto diverso rispetto alla Conegliano di oggi. Una Conegliano che era una città viva, una città sicura, una città in espansione economica, una città che l'unica preoccupazione che avevamo noi ragazzetti a 15-16 anni era quella di avere la maglietta netta per venire in centro. È una città che in questi anni io ho visto sfiorire. Ho visto sfiorire sicuramente a causa anche della congiuntura economica, sicuramente a causa di tanti motivi, ma è altrettanto vero che altre città in questo periodo non sono sfiorite. A me piange il cuore aver visto Conegliano scendere e non rappresentare più il ruolo che rappresentava prima. La cosa che mi ha fatto scattare la molla è stata quella rissa che ho visto in Piazza Cima 2 mesi fa. Cioè la Piazza Cima, che era il salotto buono della città, diventata un incontro di scontri tra bande. Ma vediamo che qui lo stesso Biscione, che se non fosse per la buona volontà degli esercenti e di chi ci vive, è in uno stato sicuramente non degno di come era partito. Ecco perché la sicurezza è la prima priorità del candidato e perché lo stesso Zaia l'abbia sottolineato così. Io penso che questa città abbia bisogno anche di un sindaco che sia sceriffo, quindi ti faremo girare con la stella. Perché penso che più apolitico di questo progetto non ce ne sia, perché l'obiettivo è uno solo, non quello di sventolare una bandiera, lo dico contro i miei interessi, ma che è quello di portare in su questa città. Poi il decoro con parole dure per le passate amministrazioni. Un altro problema ce l'abbiamo qui alla mia sinistra, l'ex area Zanussi. Io ho 41 anni, è 30 anni che sento parlare dell'ex area Zanussi, è 30 anni che si vede questo tumore al centro di una città come la nostra, è 30 anni che ci sono ancora i capannoni da demolire ed è, credo, 10 anni che è sottoposta a fallimenti e a quant'altro. Un approccio pratico per amministrare Conegliano dunque, sottolineando infine dove l'imprenditore delle botti e presidente dell'Imoco troverà il tempo per fare il sindaco. Se lei mi sta dicendo che solo un nulla facente può fare il sindaco, vedrò di diventare un nulla facente. Io credo una cosa, ho detto mi ispirerò da Brugnano nel momento in cui vincerò. Ci ho messo 2 mesi a decidermi perché avevo bisogno di riorganizzare la mia vita, l'ho riorganizzata, sono pronto ad apprendere questa sfida e questo impegno.